Si recupera la nona giornata nel campionato Under 15 regionale, amici della Wii Sport, dal Nicola Bonanno per la sfida tra Football Club Messina e Catane Soccer, formazione giallorossa allenata da mister Gianluca Mancuso, reduce da una sconfitta che ha fatto male contro l'Orsa Promosport dopo il vantaggio peloritano, la doppia marcatura dei ragazzi in rosso-blu. Vediamo l'11 scelto dal tecnico dei giallorossi con Minudoli tra i pali, D'Amore, Sturgnolo, D'Urso e Sorrenti, Sofia, Saraniti e Munao, Bonsignore, La Monica e Scandurra in maglia giallorossa. La formazione del Football Club Messina Total Red invece inserti bianchi per quanto riguarda gli ospiti etnei della Catane Soccer. Tutto pronto per iniziare al Nicola Bonanno, le due squadre ai classici saluti di rito pre-partita e poi si potrà partire grazie alle immagini a cura di Angelo Cantaro. Prima parte di gara a forti tinte Academy Catane Soccer. Al secondo minuto infatti la prima chance offensiva è per gli ospiti con il tentativo da parte di Amante, penetrazione dall'out mancino per il numero 4 che prova così con il sinistro a mettere dentro un tiro cross che sfiora il palo. Minudoli sembrava sulla traiettoria, in questo caso al settimo, ancora dall'out mancino Amante mette dentro, clamorosa traversa a opera di Candarella che si gira in area di rigore in un fazzoletto e colpisce il legno sopra la testa di Minudoli. Ancora dalla destra stavolta l'Academy Catane Soccer, il traversone di Amante che beffa tutti ed è gol dello 0-1. L'Academy Catane Soccer si porta in vantaggio nel recupero della nona giornata con questo traversone beffardo. Al 13esimo prova a reagire la formazione di mister Gianluca Mancuso con un calcio di punizione affidato a Sturgnolo, viene appoggiata così la conclusione mancina in due tempi. Il portiere Dasero, 16esimo, sfiora il raddoppio l'Academy Catane Soccer con il tentativo di tiro cross da parte di Limina che colpisce il palo e poi attraversa tutta la linea di porta, allontana poi il pericolo a difesa dell'FC Messina. C'è un tentativo che però viene rimpallato in rimessa dal fondo, minuto 18 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, continua a spingere l'Academy Catane Soccer, tiro alto da parte di Falsa Perna che non inquadra lo specchio della porta. Al 24esimo solo Academy Catane Soccer con la sfera che arriva dopo un rimpallo all'Opresti, prova con il mancino in due tempi il portiere Minudoli. 33esimo Falsa Perna riesce a servire Amante, prende la mira con il sinistro, bella l'idea, un po' meno l'esecuzione. Un minuto più tardi è Limina che fa tutto da solo, prova dal limite dell'area il suo destro che però è centrale, Minudoli riesce a neutralizzarlo. Finisce così il primo tempo, amici della Wii Sport, al Nicola Bonanno 0-1 per l'Academy Catane Soccer. Fino a questo momento decide il gol realizzato nel primo tempo da parte di Amante, un tiro cross che ha beffato il portiere Minudoli. La seconda parte di gara si apre con tre cambi dentro Totaro, Macelli e Signorino nelle file dell'FC Messina. 2 minuti dopo deve fare gli straordinari Minudoli sul cross dalla sinistra, ci prova Trovato ma rimpalla alla grande il numero 1 dei giallorossi che salva dunque la sua porta. Al 43esimo si complicano le speranze di monta dell'FC Messina perché Sturgnolo causa così il calcio di rigore. Sul punto di battuta si presenta Limina a tu per tu con Minudoli, va Limina con il sinistro, è a dir poco chirurgico e vale il raddoppio della formazione etnea. Prova ancora con i cambi mister Gianluca Mancuso, entra Russo al 44esimo, 5 minuti dopo doppio cambio dentro Bacalà e Zimbaro, ma al 53esimo è Limina che pesca per vie centrali Trovato, ancora un tentativo col destro che finisce fuori. Un minuto dopo chiude virtualmente il match la formazione dell'Academy Catane Soccer col cross dalla sinistra, sfortunata in questo caso la retroguardia dell'FC Messina, l'ultimo tocco di un giocatore in giallo-rosso ed è 0-3 Academy Catane Soccer. Entra anche Carlo Di Rito per dar manforte ai suoi, cross dalla sinistra, un altro dei neoentrati, stavolta in casa etnea, si rende pericoloso con questa conclusione a opera di Licciardello. Finisce così il match, amici della Wii Sport, triplice fischio al Nicola Bonanno, l'Academy Catane Soccer si impone per 3-0 sul campo dell'FC Messina. Un cordiale saluto, alla prossima.